L'Armenia è stata una vera scoperta per me e mi ha in un certo senso chiesto di tornare. E l'ho visitata tutta e da subito l'Armenia mi ha mostrato il suo tormento, il suo orgoglio, la sua difficoltà del vivere, ed è una cosa che mi ha attratto moltissimo. Anche le giovani generazioni mi hanno espresso la loro sciagura e la loro ferita più aperta, più grande, che è il Mezgejegern, cioè il grande male, il ricordo del genocidio subito dal loro popolo nel 1915, 100 anni fa. E non c'è nessuna famiglia in Armenia immune a questa sciagura, tutti lo ricordano e c'è proprio questa necessità di ogni famiglia di tramandare all'interno di ognuna il ricordo di questo terribile sciagura. Il bianco e nero è stato necessario per me da subito. Quando arrivai lì la prima volta nel 2008 avevo la borsa piena di rullini anche a colore, ma non ne ho usato uno. Da subito ho sentito questo lavoro in bianco e nero. Abbiamo interpretato queste foto con il titolo L'Armenia che noi ragazzi desideriamo, quindi le abbiamo colorate, rese più belle, più colorate per cercare di rendere migliore, diciamo, il ricordo della tragedia dei genocidi e tutte le tragedie degli armeni. Queste fotografie seguono proprio un'Armenia invernale, non sono quelle esplosioni estive, è un'Armenia, è l'altro lato dell'Armenia, cioè quello che io credo sia importante tenere presente, perché il genocidio non è solo una memoria, è una realtà che si proietta ancora sull'oggi. Antonella Monzoni ci fa anche vedere molto quello che è una bellezza dell'Armenia, questi cimiteri in cui sono effigiati attraverso queste meravigliose croci di pietra, effigiati sia i morti ma anche la speranza di continuare a vivere, il coraggio di questo popolo ha di continuare a resistere.